Amici dell'atletica, benvenuti a Conegliano per la 31esima edizione del meeting Città di Conegliano Trofeo Tony Fallai. Siamo qui dallo stadio Soldanna di Conegliano, dove tra breve inizierà il quinto appuntamento con il progetto meeting di atletica italiana. Dopo il Golden Gala di giovedì e il Triveneto Meeting, Castiglione Meeting e il meeting di Savona precedenti, siamo questa volta in Veneto per vedere in azione anche atleti di assoluto valore. Trofeo Tony Fallai di questo meeting Città di Conegliano, che verrà assegnato al miglior risultato tecnico delle gare di lancio, cioè getto del peso e lancio del giavellotto. Sono già in pedana gli atleti per il riscaldamento del lancio del giavellotto. Il programma orario di oggi vedrà alle 17:45 la partenza dei 110 ostacoli uomini, a seguire alle 17:55 i 100 ostacoli donne e poi alle 18 appunto il giavellotto. Gli atleti, come si diceva, sono già in pedana per il riscaldamento. Alle 18:05 si tolgono le barriere dal rettilineo e inizierà la gara dei 100 uomini, e a seguire alle 18:10 la gara dei 100 femminili. Alle 18:20 giro di pista per quanto riguarda la categoria femminile, quindi 400 donne alle 18:20, alle 18:25 800 uomini, e poi ancora alle 18:30 la seconda gara di lancio, getto del peso maschile, alle 18:40 400 ostacoli donne. Concluderà questo 31esimo meeting, due gare di mezzo fondo, 18:50 1500 donne e fondo 5000 metri uomini alle ore 19. Come si diceva, i lanci vedranno atleti di assoluto valore. Avremo in pedana il nostro Leonardo Fabbri, secondo italiano di sempre, insieme a Zaneveir, all'aperto con 21,99, ma il favorito della gara di oggi è sicuramente Nick Ponzio, atleta che gareggia con la casacca dell'Athletic Club 96 Alperia, il quale è primatista italiano indoor con 21,61, arrivato quest'anno a 21,83. Sono entrambi reduci dal Golden Gala di giovedì, dove Fabbri ha ottenuto un 19,95, mentre Zaneveir ha ottenuto un 20,59. Altra gara da seguire sarà la gara del giavellotto, dove sarà in gara Alexandru Novak, rumeno, atleta rumeno con un personale di 86,37, il quale è anche il detentore del record del trofeo Tony Fallai con 83,02 ottenuto nel 2018. Lo scorso anno Novak è stato finalista olimpico a Tokyo. Insieme con lui il trentino pluricampione italiano Norbert Bonvecchio, che gareggerà con la casacca dell'Atletica Trento, il quale ha un personale di 80,37, e staremo a vedere con gli altri atleti che poi andremo a presentare quali saranno le prestazioni del 2020. Ovviamente il ringraziamento va a tutti i volontari della società Atletica Silca di Conegliano con il supporto della Maratona di Treviso, ma ovviamente accanto all'Atletica Silca Conegliano ci sono il Comune di Conegliano, la Regione Veneto, la FIDAL ovviamente, e poi i partner commerciali Silca SPA, Banca Prealpi San Biagio, Acqua San Benedetto, Arti Grafiche Conegliano, Reale Mutua, Bottega SPA, Asco TLC, Elmec Impianti Elettrici, De Coppi Lavorazioni Meccaniche, Studio Genius, Chisini,
Piccoli Gino SRL e Best Western Hotel Canon d'Oro. Delegato tecnico della manifestazione, il signor Mattia Praloran, direttore di riunione Massimiliano Ursino, e poi abbiamo l'arbitro alle partenze, il signor Nicolò Rettore, e l'arbitro ai concorsi sia giavellotto e peso, il signor Stefano Dalla Costa. Ovviamente ringraziamo anche la Croce Rossa per essere qui con l'ambulanza e il medico, il dottor Giovanni Dalla Zentil, e speriamo che ovviamente loro possano stare beatamente seduti in panchina. Ancora pochi istanti e avremo la presentazione della prima gara in programma, i 110 ostacoli uomini. Saranno 5 gli atleti in gara per questa prima gara. Ovviamente ringraziamo atletikaitaliana.tv. Siamo in diretta streaming anche con tutto il mondo atletica, quindi ringraziamo tutti gli spettatori e andiamo a presentare la gara dei 110 ostacoli. Seconda corsia per Riccardo Del Torre, Atletica Bruniera Friuli Intagli, ha un personale di 14,64, quest'anno ha ottenuto un 15,13. Terza corsia, Luka Trgovic, Serbia, 13,86 come season best e ha un 13,79 per personal best. Quarta corsia, l'equadoregno Marcos Herrera ha un personale di 13,76. Passiamo alla quinta corsia per il CUS Pro Patria Milano, Riccardo Legnani ha un personale di 14,39. E in sesta corsia per Trevis Atletica, Francesco Marconi, 14,40 come primato personale. E allora in questo momento la parola direttamente allo starter. È partita la prima gara, i 110 maschili. Parte forte Marcos Herrera, al suo fianco Luka Trgovic, è proprio l'atleta serbo che passa la barriera al decimo, ma qui ovviamente lasciamo la parola al photo finish. Tempo ufficioso del vincitore 13,91 con 0,5 di vento a favore.
E ovviamente l'applauso del pubblico dello stadio Soldan per gli atleti dei 110 ostacoli. Le immagini per chi è a casa sono su Marcos Herrera, l'atleta ecuadoregno. E come vedete, sia dagli spalti, dalle tribune, che da casa, gli atleti dell'Atletica Silca e con tutti i volontari stanno spostando le barriere per la gara successiva, 100 ostacoli donne, che avrà il via tra circa 8 minuti. Abbiamo i risultati ufficiali di questa serie unica dei 110 ostacoli. Ha vinto Marcos Herrera 13,91, al secondo posto Luka Trgocevic 13,96, al terzo Riccardo Legnani 14,45 e poi Francesco Marconi 14,46 e Riccardo Del Torre 14,88. Continuano intanto i lanci di riscaldamento alla pedana del Giavellotto, mentre per quanto riguarda lo streaming le immagini sono sull'ingresso in campo delle atlete che parteciperanno alla gara dei 100 ostacoli. Qualche notizia statistica per la gara dei 110 ostacoli. Ricordiamo che il record della manifestazione è appannaggio di Andrea Giacconi della SNAM Milano, che nel 2000 fece 13,76. Quindi ancora imbattuto il record di questa gara, 110 ostacoli maschili di questo meeting Città di Conegliano.
E passiamo alla presentazione degli atleti della gara di giavellotto uomini. Per l'Italia con un personale di 57,28, quest'anno 51,33, Edwin Adeku, Trieste Atletica. Per Vittorio Atletica con un personale di 52,26, Filippo Peruc. Per il Coin Venezia con un personale di 50,43, Riccardo Andriolo. E per la Romania il detentore del record del meeting Tony Fallai con 86,37 di primato personale, 80,49 quest'anno Alexandru Novak. E ce l'abbiamo ancora qui per l'Atletica Trento, il nostro pluricampione italiano con 80,37 Norbert Bonvecchio. E l'atleta di casa, l'avete visto muoversi all'interno del campo, ha un personale di 52,43, Lorenzo Damian. Sono pronte alla partenza le ragazze dei 100 ostacoli donne, tra breve la presentazione. Le immagini passano dallo streaming giavellotto a quello delle atlete ai blocchi di partenza. Ed eccola qui, seconda corsia, Atletica Libertas Unicusano Livorno, Valentina Bianchini. In terza corsia, per la Bracco Atletica, personale di 13,18, Nicla Mosetti. Quarta corsia per il team Treviso, Elena Marini. E in quinta corsia per l'Assindustria Sport, Azzurra Ballin. Partita questa serie unica dei 100 ostacoli, Bianchini, Mosetti, Marini, Ballin dalla seconda alla quinta, ma è proprio Nicla Mosetti che va a chiudere davanti a Marini con un crono ufficioso di 13,50 con 0,7 di vento contrario. Immagini con lo streaming delle 4 atlete che hanno concluso la gara dei 100 ostacoli donne vinti da Nicla Mosetti con un crono di 13,50. Risultati ufficiali dei 100 ostacoli donne vinti da Nicla Mosetti con il tempo di 13,50 davanti a Elena Marini 13,99, Azzurra Ballin al terzo posto con il tempo di 14,72
e al quarto posto Valentina Bianchini 14,96. In pedana al giavellotto Riccardo Andriolo, Coin Venezia. Lancio valido per Andriolo. Ricordiamo che è un atleta under 20 e ha un personale di 50,43. (76,63) il primo lancio di Alexandru Novak. In pedana Norbert Bonvecchio. Norbert Bonvecchio alla rincorsa. Annullato di pedana. Tra pochi istanti premiazione 110 ostacoli uomini. E allora premiazione 110 ostacoli uomini. Alla presenza dell'assessore allo sport di Conegliano Primo Longo e del presidente del comitato regionale FIDAL Veneto Francesco Uguagliati. Al terzo posto con il tempo di 14,45 per il CUS Pro Patria Milano Riccardo Legnani. Al secondo posto con il tempo di 13,96 per la Serbia Luka Trgocevic. E vince la gara dei 110 ostacoli uomini a questo meeting Città di Conegliano con il tempo di 13,91 per l'Ecuador Marcos Herrera.
Ovviamente è presente anche il presidente della Silca Conegliano, Francesco Piccin. Intanto è stata completata la prima serie di lanci per quanto riguarda il giavellotto. Abbiamo al primo posto Alexandro Novak, 76,66. Poi al secondo con 49,99 Edwin Adeku e 46,40 Riccardo Andriolo. Due nulli per Norbert Bonvecchio e Lorenzo Damian. Siamo già al secondo lancio per Edwin Adeku. Presentazione 100 metri uomini. Seconda corsia per la Prosesto Atletica con un personale di 10,90 Riccardo Zappa. Terza corsia per l'atleta della SEF Virtus Emil Sider Bologna con un personal best di 10,48 Marco Gianantoni. Quinta corsia per l'Atletica Bruniera Friuli Intagli con un personale di 10,75 Nicola Martorell. Sesta corsia, il compagno di squadra l'Atletica Bruniera Friuli Intagli con un personale di 10,84 Matteo Bozza. Partenza, metri 100, uomini. Sono partiti Zappa, Gianantoni, Martorell, Bozza. In terza corsia Marco Gianantoni che chiude con un crono ufficioso di 10,78 con un vento contrario di 0,8. Tanto ha lanciato al giavellotto aggiornamento dalla pedana del giavellotto, secondo lancio 51,77 per Edwin Adeku, purtroppo un nullo per Filippo Peruc, un 43 metri per Riccardo Andriolo e un 77,80, si migliora di oltre un metro Alexandro Novak e ora in pedana Norbert Bonvecchio. Ha lanciato Norbert Bonvecchio
Intanto si stanno riscaldando gli atleti alla pedana del getto del peso, in pedana Nick Ponzio. Lo vedete con la canotta dell'Athletic Club 96 Alperia. Ed ora eccolo qui inquadrato il nostro Leonardo Fabbri. Lanci di riscaldamento per gli atleti al getto del peso. Aggiornamento dalla pedana del giavellotto, invece lancio a 69,29 per Bonvecchio al suo secondo lancio. E abbiamo i risultati dei 100 maschili. Ha vinto Gianantoni 10,78, al secondo posto Martorell 10,93, al terzo Zappa 11 netto e al quarto Bozza con 11,10. Ovviamente lo streaming, le immagini sono su Nick Ponzio alla pedana del getto del peso, quindi attenzione anche da parte del pubblico presente qui allo stadio Soldani in Conegliano, verso la pedana dove tra breve avrà inizio la sfida tra colossi di questa specialità. Mentre alla pedana del giavellotto, terzo lancio per Edwin Adeku. (47,30) intanto per Adeku al giavellotto, inquadrato dalle telecamere, ma noi lo seguiamo dal vivo qui dallo stadio Soldan, Filippo Peruc. Ricordiamo che Filippo Peruc è un atleta under 20 e ha un personale di 52,26. In pedana Riccardo Andriolo. Siamo sempre al giavellotto. Ricordiamo che la gara di getto del peso inizierà alle 18:30. La misura di Andriolo è 47,37 e ora tocca alla Alessandro Novak. Chiede la clac Alessandro Novak, lo seguiamo dal vivo qui
Quindi forza con la clac, ragazzi, diamo una mano ad Aleksandru Novak. Il giavellotto che esce molto veloce e aumenta la distanza, l'applauso del pubblico qui presente. Attendiamo solamente la misura per Novak. Ricordiamo che ha un personal best di 86,37, quest'anno ha ottenuto un 80,49. (78,84) per Novak. E andiamo a presentare i 100 donne. Seconda corsia, atleta della Treviso Atletica, personale di 13,07, Gaia Vian. Terza corsia, casacca dell'Atletica Vicentina, personale di 12,16, Giulia Fongaro. Quarta corsia, atleta che arriva dall'Australia, ha un personale di 11,71, quest'anno 11,85, Sara Healy. Quinta corsia, atleta che arriva dalla Slovenia, ha un personale di 12,09, Ana Rus. Sesta corsia, gareggia per l'Assindustria Sport, ha un personale di 12,48, Azzurra Ballin. È partita questa gara, Vian, Fongaro, Healy, Rus, Ballin. Terza corsia per Giulia Fongaro, Atletica Vicentina, che va a chiudere con un crono di 12,16, che se confermato è ha eguagliato il proprio primato personale e soprattutto è stato ottenuto con un vento contrario di 1,5 metri. Invito Nicla Mosetti, Elena Marini e Azzurra Ballin, dopo anche la prova dei 100 ostacoli, a portarsi nei pressi del TIC per l'ingresso in campo per la premiazione della gara appunto dei 100 ostacoli donne. Risultati ufficiali dei 100 donne: ha vinto Giulia Fongaro 12,16 confermato. Secondo posto Ana Rus 12,41. Al terzo posto l'atleta australiana Healy 12,57. Al quarto Ballin 12,67 e al quinto Vian 13,09. Aggiornamento dalla pedana del giavellotto. È sempre al comando Aleksandru Novak, 78,84 al terzo lancio.
davanti a Norbert Bonvecchio, 69-29. Le immagini allo streaming di Atletica.tv sono su Aleksandru Novak, che in questo momento guida la classifica provvisoria del lancio del giavellotto uomini. Stanno continuando intanto il riscaldamento gli atleti del getto del peso, anche per loro poco più di 10 minuti, e poi avremo il piacere e l'onore di seguire la gara, una gara veramente di assoluto prestigio. Rinnovo l'invito per Azzurra Ballin, Elena Marini e Nicla Mosetti all'ingresso al TIC, all'ingresso in campo per la premiazione della gara dei 100 ostacoli donne. Dopo la prima serie, anzi i primi 3 lanci di qualificazione, si torna in pedana al giavellotto maschile. Il primo a lanciare il primo lancio di finale sarà Lorenzo Damian, Silca Conegliano. Lorenzo Damian deve superare la misura di 46,44 ottenuto al terzo tentativo. (45-67) per Damian. Cerimonia di premiazione 100 ostacoli donne. Alla presenza del sindaco di Conegliano Fabio Chies e dell'assessore allo sport del comune di Conegliano Primo Longo, al terzo posto con il tempo di 14,72 per l'Asindustria Sport Azzurra Ballin. Al secondo posto con il tempo di 13,99 per il Team Treviso Elena Marini.
e vince la gara di questo meeting Città di Conegliano con il tempo di 13,50 per la Bracco Atletica Nicla Mosetti. E siamo alla presentazione dei 400 metri donne. Sesta corsia per il Südtirol Team Club, Petra Nardelli. In quinta corsia per la Romania, con un personale di 52,06 e con un palmarès di tutto rispetto, ha vinto gli 800 metri ai campionati mondiali under 20 e poi ne ha una serie infinita, Elena Mirela Lavric. Quarta corsia dall'Ucraina con un personale di 51,84, Katerina Klimiuk. Terza corsia con un personale di 52,46, gareggia per la Bracco Atletica, Giancarla Trevisan. Seconda corsia, arriva dalla Germania, ha un personale di 51,88, Carolina Palic. E in prima corsia, con un personale di 54,29, gareggia per il Team A Lombardia, Denise Rega. Rega, Palic, Trevisan, Klimiuk, Lavric, Nardelli. Ricordiamo che il record del meeting è di 52,21 ottenuto da Mirel Nyumgo, atleta camerunense. Siamo sul rettilineo opposto. Klimiuk che va a affiancare Lavric. E li accogliamo con un applauso sull'ingresso in rettilineo. Le atlete di questi 400 metri. Non è ancora finita. Klimiuk davanti a Trevisan, 52,78. Il tempo, il crono ufficioso per la vincitrice di questa gara dei 400 metri donne. Un applauso per Katerina Klimiuk.
Presentazione getto del peso uomini. Arriva Virtus Atletica, Gabriele Natali. Casacca dei Carabinieri Bologna, personale di 1933, Lorenzo Del Gatto. Arriva dal Portogallo, ha un personale di 21,56, Zanco Araudov. E ce l'abbiamo solo noi, ha un personale di 21,99, è fiorentino di nascita, italiano d'adozione, Leonardo Fabbri. Canotta della Polizia di Stato, personale di 20,17, Sebastiano Bianchetti. Gareggia per il Club 96 Alperia, arriva dagli Stati Uniti ma è italiano a tutti gli effetti, Nicholas James Ponzio. Ed eccolo qui, un altro italiano, Atletica Ponzano, gareggia in casa Lorenzo Peccolo. Abbiamo i risultati ufficiali dei 400 donne, vinti da Katerina Klimiuk 52,78, al secondo posto Giancarla Trevisan 52,98, al terzo posto Elena Mirela Lavric 53,21, al quarto Carolina Palic 53,25, al quinto Petra Nardelli Südtirol 53,40 e al sesto posto Denise Rega 54,82. Presentazione 800 metri maschili. Sesta corsia esterna, arriva dalla Romania Costantin Andoni. Sesta corsia interna, Frison Brescia, Francesco Pernici. Quinta corsia esterna, Atletica Vicentina, Enrico Brazzale. Arriva dalla Bosnia, ha un personale di 1,45,87, Abedin Mujezinovic. Quarta corsia, arriva dall'Olanda, ha un personale di 1,45,66, Joao Lobles. Terza corsia interna per l'Atletica, chiedo scusa, per la Romania, Cristian Gabriel Voicu. E per la terza corsia interna, Atletica Bruniera Friuli Intagli, Enrico Riccobon. Seconda corsia esterna, Polisportiva Liberstas Grion Seremanzacco, Matteo Jerep. Seconda corsia interna, arriva dall'Ucraina, Yevgen Uzzol. E in prima corsia, con la canotta dell'As Industria Sport, Giovanni Lazzaro. Passaggio in 24,5 ai 200. Abbiamo il pace. Supportiamo gli atleti con un applauso al primo passaggio sul rettilineo.
Konstantin Andoni sta facendo l'andatura per Joao Lobles, 51,91 il passaggio in 400, mentre c'è questo passaggio appena lanciato Alexandru Novak. Ha terminato il lavoro Andoni. Lobles dovrebbe essere Francesco Pernici, ed ora sì che l'applauso sale alto. Ultimi 80 metri, Pernici, Lobles, e arriva Mujezinovic che ruba sul filo di lana, come si dice, la vittoria di questi 800. Tempo ufficioso 1:46,75. Intanto al getto del peso Leonardo Fabbri ha appena ottenuto un nullo. Siamo arrivati invece al giavellotto, al quinto lancio, e tra breve avrà inizio con il lancio di Lorenzo Damian, il sesto lancio, ultimo di questa gara. Cerimonia di premiazione 100 metri uomini. Intanto in pedana al getto del peso Nick Ponzio. Primo lancio di Ponzio, non soddisfacente per l'atleta che gareggia per la Club 96 Alperia. E allora alla presenza del presidente del Comitato Regionale Veneto, professor Francesco Uguagliati, premiazione 100 maschili. Al terzo posto, con il tempo di 11 secondi netti per la Pro Sesto Atletica, Riccardo Zappa. Al secondo posto, con il tempo di 10,93 per l'atletica bruniera Friulintagli, Nicola Martorell. E vince la gara dei 100 maschili a questo meeting Città di Conegliano con il tempo di 10,78. SEF Virtus Emil Sider Bologna, Marco Gianantoni. Siamo ancora in attesa del risultato di Nick Ponzi. Eccolo qua, 20,20 come primo lancio. Lancio per Lorenzo Del Gatto. Abbiamo i tempi e i risultati ufficiali degli 800 maschili vinti da Mujezinovic 1:46,74, davanti un ottimo Pernici 1:46,87, al terzo posto Lobles 1:47,17, al quarto Voicu 1:47,64,
Al quinto Uzzol 1,47,83. Al sesto posto Riccobon 1,47,93. Al settimo Lazzaro 1,48,11. All'ottavo Brazzale. In pedana al peso Leonardo Fabbri. Attenzione a Fabbri, secondo lancio, e purtroppo c'è il secondo nullo per l'atleta fiorentino. Prize ceremony 400 women. Cerimonia di premiazione. Chiedo scusa. Torna in pedana Nick Ponzio. Seguiamo alla pedana del getto del peso Nick Ponzio, anche per lui secondo lancio. Altro bel lancio per Nick Ponzio. Infatti rimaniamo in attesa. Intanto Bianchetti nel lancio precedente ha ottenuto un 19,56. $20,79 per Nick Ponzio. Nick Ponzio con 20,79 ha già sbaragliato il campo e ha già il record del meeting. 20,79 per Nick Ponzio. Cerimonia di premiazione 400 metri donne. Alla presenza del presidente del Silca Conegliano Francesco Piccin. Al terzo posto, third place, 53-21 per la Romania, Elena Mirela Lavric. Al secondo posto, second place, 52-98, Giancarla Trevisan. First place con il tempo di 52,78 per l'Ucraina, Katerina Klimiuk.
E mentre si stanno preparando le ragazze dei 400 ostacoli, è arrivata la notizia che Francesco Pernici, con il tempo di 1:46,87, è il nuovo detentore del record italiano junior dei metri 800. Tanto si è conclusa la gara del giavellotto, vinta da Alexandru Novak, 78,84. In pedana Zanko Arnaudov. Zanko Arnaudov 19,27 al terzo lancio. Si porta al terzo posto della classifica provvisoria. In pedana al peso intanto Sebastiano Bianchetti. Presentazione 400 ostacoli donne. In sesta corsia per l'atletica vicentina con un personale di 1:03,27 Angela Brandstetter. In quinta corsia per il gruppo sportivo dell'Esercito con un personale di 57,30 Valentina Cavalleri. In quarta corsia dalla Slovenia con un personale di 1:00,07 Neza Dolenk. In terza corsia per l'US Quercia Trentin Grana con un personale di 1:00,95 Sofia Trettel. E in seconda corsia dalla Slovenia con un personale di 1:03,07 Mia Kopac. E prima di lasciare la parola allo starter, terzo lancio di Nick Ponzio. Kopac, Trettel, Dolenk, Cavalleri, Brandstetter. Neza Dolenk ha già preso un buon margine di vantaggio. Valentina Cavalleri sono sullo stesso piano. Ultima barriera prima dell'ingresso in rettilineo. Sono esattamente appaiate Cavalleri Dolenk. Applausi per l'ingresso in rettilineo di queste atlete. Ed eccola qui Valentina Cavalleri che va a chiudere con un crono ufficioso di 59,18 davanti a Neza Dolenk.
E abbiamo anche i risultati del lancio del giavellotto vinti da Alexandru Novak, 78 e 84 davanti a Norbert Bonvecchio, 69-29. Al terzo posto Edwin Adeku, 53-35. Al quarto Filippo Peruc, 50 e 88. Al quinto Riccardo Andriolo, Coin Venezia, 47-37. E al sesto posto Lorenzo Damian, 46 e 44. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make 'em drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Continuiamo intanto a seguire che le gare che in questo momento si sono fermate stanno sistemando le classifiche al getto del peso. Ci saranno gli ultimi 3 lanci per questi atleti. Allora, mentre le gare sono in stand by, abbiamo qui con noi Francesco Pernici, nuovo primatista italiano degli 800 junior. Com'è stata? Com'è andata? Sono molto contento, è stata veramente dura, ma anche vedendo i miei ultimi allenamenti la forma fisica mi diceva che potevo correre un tempo intorno a questo e sono orgoglioso di essere il nuovo primatista italiano su questa mia distanza. E quindi un applauso per Francesco Pernici, che avrà sicuramente tutte le carte in regola per un futuro radioso. Grande Francesco! Grazie mille. Mentre torna in pedana Leonardo Fabbri al getto del peso, presentazione 1500 donne. Per l'atletica Malignani Libertà Sudine, Arianna Del Pino. Per la Croazia, Clara Andriasevic. Per l'atletica Mogliano, Valentina Bernasconi. Per l'atletica Silca Conegliano, Melania Rebuli. Per l'atletica Riviera del Brenta, Irene Vian. Per l'atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco, Sofia Giobelli. Per l'atletica Bruniera Friuli Intagli, Martina Festini Purlan. Dall'Ucraina, Tetiana Chornovol. Dall'Ucraina, Vittoria Shkurko. Dalla Slovenia, Lea Aler. Dalla Romania, Lenuta Simiuk. E dall'Ucraina, Tania Kogut. Risultati ufficiali dei 400 ostacoli donne. Ha vinto Valentina Cavalleri, 59 e 18. Al secondo posto Neza Dolenk, 59,97. Al terzo posto Sofia Trettel, 1,01,59. Al quarto Mia Kopac, 1,05,23. E al quinto Angela Brandstetter, 1,05,33.
Sono partite le ragazze dei metri 1500. Pedana il peso intanto nuovamente Nick Ponzio. Ed è il passaggio di Irene Vian. Irene Vian che fa l'andatura. Ingresso in rettilineo per Irene Vian, che sta facendo la andatura per Lenuta Simiuk. Record del meeting 4:09:55. Sofia Giobelli che è al comando del gruppetto inseguitore. Due 16:36 il passaggio agli 800. Irene Vian ha terminato la propria fatica, passa al comando Lenuta Simiuk. Aumenta il vantaggio di Simiuk nei confronti di Vian. (2:56) il passaggio ai 1000. Applausi intanto per Lenuta Simiuk. Irene Vian, Sofia Giobelli, Clara Andriasevic e poi ancora Lea Haller, campana dell'ultimo giro. Seguiamo con attenzione la corsa in allungo di Lenuta Simiuk. Ultimi 200 metri per l'atleta rumena. (120 metri all'arrivo). E cominciamo a seguirla con un applauso, magari ritmato, per l'atleta rumena. Eccola qui, la vincitrice di questi metri 1500 donne. Lenuta Simiuk. Al secondo Tetiana Chornovol. Tempo della vincitrice 4:13:73, ovviamente ufficioso.
In pedana al getto del peso nuovamente Nick Ponzio. Ancora un bel lancio, ma non è assolutamente contento Ponzio. Ventuno. Ho perso la misura di Ponzio. Cerimonia di premiazione, lancio del giavellotto uomini. E l'urlo propiziatorio per la cerimonia di premiazione del giavellotto uomini, alla presenza di Francesco Uguagliati, presidente del Comitato Regionale Veneto della FIDAL, e Francesco Piccin, presidente Silca Conegliano. Al terzo posto, con la misura di 53,35 per Trieste Atletica, Edwin Adeku. Al secondo posto, con la misura di 69,29 per l'Atletica Trento, sempre lui, Norbert Bonvecchio. E con la misura di 78,84 dalla Romania, Alexandru Novak. E dopo la premiazione del giavellotto torniamo con l'attenzione alla pedana del getto del peso, dove Leonardo Fabbri ha il suo sesto lancio. E abbiamo la presentazione dei metri 5000
Saranno in gara Steve Bibalo, Osea Chimeli Chisorio, Ademe Cuneo, e intanto Leonardo Fabbri sta lanciando, anzi ha appena lanciato. Tegenu Menghizzu, Jean de Dieu Butoi, Daniele Farronato, Giovanni Gatto, Meron Goitom Yemane, Michael Kibet, Giacomo Esposito, Egide Takarutimana, Jean-Marie Niomuzica. Questi sono gli atleti. 19,68 intanto per Leonardo Fabbri, che si porta al secondo posto della classifica provvisoria dopo il suo sesto lancio. Tanto la pedana del getto del peso, Raudov ha ottenuto un nullo, e in pedana torna Sebastiano Bianchetti. Bianchetti che in questo momento è al terzo posto, appena superato da Leonardo Fabbri. Deve battere un 19,56 o un 19,68 per portarsi in seconda posizione. Mancano ancora 11 giri intanto ai 5.000, che è la gara conclusiva per quanto riguarda gli uomini. Bianchetti ottiene un 19,76 che lo riporta in seconda posizione. In pedana nuovamente Nick Ponzio. Nick Ponzio che ha ottenuto il primato del meeting con 21,02, soffiandolo a Leonardo Fabbri, ottenuto lo scorso anno. Ed eccolo qui, seguiamolo con attenzione. Ultimo lancio di Nick Ponzio. Altro bel lancio, e l'applauso per Nick Ponzio e per tutti gli atleti del getto del peso. Bianchetti, Fabbri, Araudov, Del Gatto, Natalia e Peccolo. Misura di Nick Ponzio al sesto lancio, 20,37. Michael Kibet da solo davanti a Egide Takarutimana. Cerimonia di premiazione 100 piani donne. Alla presenza dell'assessore al comune di Conegliano Claudia Brugioni e del presidente della Silca Conegliano Francesco Piccin. Al terzo posto
con il tempo di 12,57. From Australia, Sarah Ely. Al secondo posto, con il tempo di 12,41, dalla Slovenia Ana Rus. E vince la gara, eguagliando il proprio primato personale, 12,16 per l'atletica vicentina Giulia Fongaro. È sempre Kibet al comando, eccolo qua. In questo momento l'atleta keniano vede 7 giri al termine. Alle sue spalle ancora una volta il burundiano Takarutimana. Meron Yemane conduce il gruppetto inseguitore. Kibet sempre al comando, Takarutimana alle sue spalle, una comunicazione di servizio per tutti i premiati tranne quelli seguiti dai manager. Devono mandare una mail a segreteria@atleticasilca.it con i dati anagrafici e il codice IBAN per poter ricevere il premio in denaro pattuito. Quindi tutti i premiati non seguiti dai manager e sono in premiazione ovviamente dal primo al terzo posto devono inviare una mail segreteria@atleticasilca.it con i dati anagrafici e il codice IBAN per poter ricevere il premio in denaro. Ricordiamo anche che ad ogni premiazione gli atleti ricevono una preziosa bottiglia di bottega, una bottiglia di prosecco di bottega. Applausi ancora una volta per Kibet. E per chi sta seguendo lo streaming ci sono i risultati dei metri 1500 vinti da Lenuta Simiuk 4:13,73, al secondo posto Tetiana Ciornovol 4:22,29, al terzo Victoria Shkurko 4:23,10, al quarto Clara Andriasevic 4:25,32, al quinto Sofia Giobelli 4:26,14, poi via via le altre con Aler, Kogut, Bernasconi, Reboli, Del Pino, Festini Purlan e il ritiro di Irene Vianna. Ancora 4 giri per Kibet. Michael Kibet dal Kenya davanti al burundiano Egide Takarutimana.
Giovanni Gatto che conduce il gruppetto degli inseguitori. E abbiamo i risultati anche del getto del peso uomini vinti da Nicola Sponzio 21,02 davanti a Sebastiano Bianchetti 19,76. Al terzo posto Leonardo Fabbri 19,68. Al quarto Zanco Araudov 19,54. Al quinto Lorenzo Del Gatto 19,03. Al sesto Gabriele Natali 16,11. Al settimo Lorenzo Peccolo 13,60. Tre giri al termine, meno di 3 giri al termine per Michael Kibet. È sempre Gatto davanti a Nio Musica. Seguiamo l'ingresso in rettilineo ancora una volta di Michael Kibet, il quale sta facendo gara solitaria. ...800 metri al termine. Leonardo Giovanni Gatto Takaru Timana sta guadagnando terreno nei confronti di Michael Kibet. Quando manca poco più di un giro al termine, nulla è deciso. Un Takaru Timana ha ripreso a un giro dal termine Michael Kibet e lo supera all'esterno e lo lascia sul posto. Takaru Timana davanti a Kibet, ma non è ancora finita. 250 metri all'arrivo. Sono ancora in spinta i due atleti. Ed eccolo qua, cambio di frequenza per Takaru Timana, lascia sul posto Kibet, il quale però non si dà per vinto, e ovviamente l'applauso del pubblico del Soldan di Conegliano per l'arrivo di Egide Takaru Timana, che chiude con un crono ufficioso di 13:26:81. Al secondo posto Michael Kibet. E al terzo dovrebbe arrivare agli ultimi 120 metri Giovanni Gatto. Ed eccolo qua, Giovanni Gatto al rettilineo finale. Ale! Arrivo per Chisorio davanti a Buttoi, anzi il contrario, Buttoi-Chisorio, e poi via via tutti gli altri atleti di questa ultima gara qui da Conegliano per il 31esimo meeting Città di Conegliano Memorial Tony Fallai.
cerimonia di premiazione 800 metri maschili. Alla presenza di Claudia Brugioni, assessore al comune di Conegliano, e a Francesco Piccin, presidente Silca Conegliano. Al terzo posto, con il tempo di 1:47:17, dall'Olanda Joao Lobles. Al secondo posto, preparatevi con gli applausi, le mani devono già essere pronti, con il nuovo record italiano juniores, 1:46:87 per la free zone, Francesco Pernici. E vince gli 800 maschili con il tempo di 1:46:74 dalla Bosnia, Abedin Mujezinovic. Ricordiamo ancora una volta che i premiati non seguiti dai manager devono inviare una mail a segreteria@atleticasilca.it indicando i dati anagrafici, l'IBAN e la posizione e la gara, così da fare in modo che il premio in denaro vi venga consegnato direttamente col bonifico. All I wanna do is get into your head. Yeah, we could stay alone, you and me, and this temptation, sipping on your lips, hanging on by a thread. Baby, late night watching television, but how do we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love. Ovviamente ci sono le foto di rito perché oggi è una giornata straordinaria per Francesco Pernici. E passiamo alla premiazione del lancio del peso uomini. Ringraziamo Francesco e lasciamo lo spazio alla premiazione del getto del peso. Ovviamente Gianni Ghidini in mezzo agli atleti, all'atleta allenato Mujezinovic e a Francesco Pernici. Però adesso dobbiamo lasciare lo spazio per la premiazione dei colossi che avete alle spalle. Sono più grandi di voi, ma non vi fanno male, assolutamente. Sempre alla presenza dell'assessore al comune di Conegliano Claudia Brugioni e al presidente della Silca Conegliano Francesco Piccin. Al terzo posto, con la misura di 19,68 per l'aeronautica militare, Leonardo Fabbri. Al secondo posto, con la misura di 19,76 per le Fiamme Oro Padova, Sebastiano Bianchetti. E vince la gara con la misura di 21,02, nuovo primato del meeting, per l'Athletic Club 96 Alperia, Nick Ponzio. Nick Ponzio che con 1150 punti vince anche il trofeo Tony Fallai.
Abbiamo i risultati dei 5.000 vinti da Ejiden Takarutimana 13-26-81, al secondo posto Michael Kibet Kenya 13-31-14, al terzo posto Giovanni Gatto 14-05-82, al quarto posto Jean de Dio Butoi 14-14-30, e poi ancora Osea Chisorio, Jean-Marie Niomuzika, Meron Yemane, Ademe Cuneo, Daniele Farronato, Steve Bibalo, Giacomo Esposito, Tegenu Mengizzu. E ovviamente dobbiamo premiare con il trofeo Tony Fallai il vincitore del getto del peso, Nick Ponzio. Tony Fallai, lo ricordiamo, noto prof di educazione fisica che ha dato tanto, anzi moltissimo, alla causa dell'atletica qui a Conegliano. Bottiglia di prosecco di bottega, e l'applauso va anche alle persone con la maglietta rossa, tutti i volontari dell'Atletica Silca. E allora, con le immagini della premiazione di Nick Ponzio per il trofeo Tony Fallai, ringrazio il pubblico di Atletica.tv e vi diamo appuntamento al prossimo meeting. Dovrebbe essere Celle Ligure il 14 di giugno, meeting Arcobaleno Atletica Europa. Un saluto a tutti quanti da Alessandro Albrizzi.